Di non farcela, perché? Qui i regolamenti sono sempre più difficili. Cos'è che la preoccupava? Pneumatici, che questi pneumatici sono introvabili ormai. A maggior ragione dovrebbero essere più valutati o no? Ci sono non li accettano e quindi... Beh, comunque ce l'ha fatta. Siamo a posto, abbiamo le gomme stradali, andremo più piano. Ecco, bene, auguri allora. Prima della partenza facciamo una capatina in centro di Arzignano, dove presso il simpatico bar pasticceria di Vinicio abbiamo modo di ammirare i trofei in palio per la manifestazione. Gran fermento in Piazza Libertà di Arzignano. Motori accesi e rombanti, gli iscritti attendono il loro turno per il fatidico momento della partenza della gara. Cosa ci racconta della sua MG? Che l'ho restaurata io, è perfetta. A che anno risale? Del 59. È proprio l'ha cercata lei, acquistata, seguita, tutto? Sì, sono un restauratore. Ah, è proprio una passione antica, nonostante la giovane età. Sì. Bene, auguri per la gara. Dell'anzianità, non del pilota, ma del navigatore. Concorrenti provengono un po' da ogni parte d'Italia. Abbiamo visto targhe di Roma, Milano, Salerno, Napoli e Torino. La maggior parte, tuttavia, viene dal Triveneto. Poiché il mondo dello sport è piuttosto superstizioso, per scaramanzia i numeri 13 e 17 non sono stati assegnati. Notato la simpatica presenza di due ragazze col giaccone giallo. Sono rappresentanti dell'AIL, Associazione Italiana per la ricerca sulla leucemia. La manifestazione odierna ha infatti finalità benefiche. All'ospedale di Padova, con i fondi ricavati, giungeranno attrezzature e regali per i bambini leucemici. E l'altra riusciamo finalmente a carpire l'attenzione del vicepresidente del Tris Car Club, signor Boschetti Lorenzo. A lui vogliamo domandare qualcosa di più specifico, di più tecnico, per esempio la differenza fra un rally e un autoraduno. Mi sembra che questo, voi avete messo anche la parola rally, però in effetti è un autoraduno. Esattamente, la differenza è sostanziale. In pratica i rally, come tutti conoscono, sono gare di velocità, gare per macchine molto moderne, si fanno anche di rally storici, comunque riguardano sempre gare e prove di velocità. Mentre il nostro è una passeggiata con vecchie auto, generalmente privilegiamo auto che hanno un passato storico, che hanno corso sempre nei rally ma hanno corso magari 10 anni fa, e naturalmente per diciamo fare un po' di divertimento in più ci si fa fare a questi piloti un po' di prove di abilità di guida, un po' di prove di media oraria, in modo che si possa tastare il polso sia da un punto di vista del manico, come si suol dire in termini diciamo
del settore, no? E sia in termini di cronometri, di secondi, perché come ben sapete tutte le gare automobilistiche sono sempre comunque regolate da un tempo. Quindi diciamo che il percorso è misto, un po' di percorso così collinare, tranquillo e molte prove anche di abilità. Esattamente, naturalmente queste prove vengono sempre fatte in aree attrezzate, in aree protette dal pubblico, quindi dove il pubblico può vedere, non corre nessun rischio e naturalmente le lunghezze sono molto ridotte. Si tratta di fare, non so, un minuto e mezzo di un po' di tirata e poi naturalmente ci si ferma. Tutto questo viene sempre comunque regolato anche da un tempo, il quale tempo è sempre molto ridotto perché, come ripeto e non mi stancherò di ripetere, non sono gare di velocità ma sono gare di divertimento, puro divertimento. Ecco, si può dire che quindi si abituano anche le persone all'educazione stradale in questo modo? Ecco, noi ci teniamo molto anche a questo perché nella nostra organizzazione abbiamo sempre sottolineato l'aspetto della sicurezza. Non ci stanchiamo mai di raccomandare a questi ragazzi di andare piano, di rispettare i codici della strada, di divertirsi dove possono divertirsi e francamente devo dire che abbiamo avuto anche molto successo perché normalmente questi sono ragazzi che quando sono nelle aree attrezzate fanno di grandissimi numeri, poi magari quando si ritrovano volante delle loro auto con la fidanzata o con la moglie e così o con i bambini sono delle persone che rispettano il codice, che sanno come si va in macchina e sanno cosa vuol dire andare in macchina. Sono ottimi guidatori. In genere sì, e poi normalmente è gente che non beve, che non si droga, è gente insomma che chi ha la passione dell'auto normalmente nel cuore non è appassionato ad altre cose. Si sfoga in modo sano. Esattamente, in modo sano, diciamo modo sano ovviamente per gli addetti al settore perché qualcuno magari potrà dire che le macchine sono odiose e io posso che condividere. Sono punti di vista. Senta, ma tutto questo comporta un buon grado, un buon livello di organizzazione? Certamente, noi chiaramente oltre che appassionati siamo stati nel nostro piccolo dei vecchi corridori, quindi sono anni che bazzichiamo nel settore. Di conseguenza ci siamo fatti una discreta esperienza e mettere in piedi un giochino come questo ci comporta veramente tante ancora ore di sacrificio che rubiamo dove? Li rubiamo alle famiglie, li rubiamo ai nostri hobby e a volte purtroppo anche al nostro lavoro. Faccio un esempio, questa manifestazione qua ha impiegato qualcosa come 100 e più persone. Naturalmente non sono tutti professionisti, sono tanti amici, tanti volenterosi, tanti ragazzi che per amicizia, per passione ci aiutano. Passione delle quattro ruote soprattutto. Esattamente. Da Piazza della Libertà ci siamo spostati al piazzale antistante la Marelli, dove ha già avuto inizio una delle prove di abilità tecnica. Durante queste gare abbiamo modo di vedere alcune prove di equipaggi femminili. Partecipano all'autoraduno 6 equipaggi femminili, ma soprattutto molto alta è la presenza delle donne accanto al pilota. Sembra infatti che le navigatrici siano più precise ed attendibili dei loro colleghi uomini. Spostiamo ancora a Zermeghedo, presso il mobilificio Zerbato, per una simpatica pausa a base di panini e ottimo Clinton.
Bene, grazie, meglio delle aspettative. Che senso meglio delle aspettative? Eravamo partiti per divertirci e siamo nella prima classifica, perciò siamo contentissimi di essere arrivati. Come sono andate le prove? Che prove avete fatto finora? Beh, abbiamo fatto 5 prove di abilità su asfalto, andate discretamente bene, qualche sbaglio. Macchinale? È una 112. Piccolina, forse si trova meglio a girare. Preparata bene, funziona bene, discretamente bene. Auguri allora. Grazie. Per la prossima manche. Circa 3 ore di prove di abilità e percorso libero, gli equipaggi fanno ritorno in Piazza Libertà, dove sono accolti con tutti gli onori dal presidente Asola. Intervistiamo il navigatore qui, come è andata finora? È abbastanza male, diciamo, come auto. Erano difficili le prove? No, abbiamo bucato 2 volte e rotto il filo acceleratore. Ma sfortunati insomma. Sì, comunque alla fine siamo riusciti ad arrivare qui nel palco. L'importante è partecipare, no? Sì, ecco, va bene. Siete ben piazzati? Insomma. Beh, ben piazzati no, perché ci siamo solamente divertiti e abbiamo cercato di fare un po' di spettacolo. Ma siete contenti? Sì, l'importante è divertirsi. Allora è andata bene, le è piaciuto? Sì, veramente un'ottima gara. Sì. Le gare erano difficili? No, abbiamo corso per divertirci, non certo per il tempo. Ecco, questa macchina qua è stupenda, no? È un ex ufficiale. È una Lancia, no? Lancia, sì, Lancia Martini. Ecco, da quanto ce l'ha? Ce l'ho da poco, da circa 4 mesi. E lei partecipa, l'ha presa appositamente per queste gare? No, l'ho presa solamente perché amo questa macchina. È una macchina che ho amato sin dai tempi che ha corso i primi rally e... Le sta dando soddisfazione adesso? Ah beh, tantissimo. Bene. Mi sembra di essere Allen. Gran festa finale alla Voglia Matta di Arzignano, con brindisi e premiazione dei vincitori, che per la cronaca sono i seguenti. Vincitore assoluto del trofeo Rally dei Campioni, equipaggio numero 25, Tezza Carlotto, su Volkswagen Golf GTI. Vincitore assoluto del trofeo Coppa Città di Arzignano, equipaggio numero 101, Zamboni Scaramuzza, su Ford Escort Cosworth. Vincitori del trofeo femminile, equipaggio numero 57, De Rosso Coaro, su Peugeot 205 Rally. Qui a Arzignano questa manifestazione sia soprattutto una grande festa. No, è quello che ci fa andare avanti, è proprio quello. Noi andiamo a avvertire la settimana prima, 15 giorni prima avvertiamo le zone interessate dalle prove e abbiamo la soddisfazione che ci aspettano da un anno all'altro. Allora, finché siamo sicuri che questo vale fin tanto che noi siamo capaci di gestire. Quel giorno che sbagliamo, chiaramente lo sbaglio qui tante volte si paga anche troppo, perché vedete anche in campo nazionale quando c'è un incidente nel nostro sport si fanno pagine e pagine di giornali. La fatalità
anche da noi è sempre alle porte, noi ce la mettiamo tutta, fino adesso abbiamo rispettato questo impegno morale con chi ci dà fiducia, finché il giocattolo non si rompe noi andiamo avanti. Ma c'è un protettore, un dio protettore degli automobilisti? Ce l'abbiamo senz'altro, non saprei definirlo in questo momento perché mi prende la sprovvista, ma ce l'abbiamo senz'altro, soprattutto tra ieri e oggi, splendide giornate, non abbiamo avuto la pioggia che chiaramente ci avrebbe danneggiato quello che è l'immagine, abbiamo avuto della gente splendida perché sono rimasti tutti nelle zone di sicurezza, quindi tutti ci hanno ascoltati, abbiamo avuto i commissari meravigliosi, i concorrenti non posso definirli perché tutti contenti, quindi il santo protettore c'è di sicuro. Bene, l'anno prossimo gli troviamo un nome.